Bentrovati il nuovo appuntamento di Global. Avete già visto la puntata di ieri, si parla di tiro con l'arco, questi mondiali che vengono tenuti per l'appunto qui a Sassari, 30 paesi che si contendono un premio, ma ora parliamo ancora meglio di questo sport che devo dire è molto bello con il presidente degli arcieri Torres Sassari. Intanto ben trovato il signor De Rudas. Come stai, Bruno? Benissimo, molto entusiasta di questo nono campionato europeo che stiamo organizzando a Sassari. Quindi non mondiale, campionato europeo. Ho sentito qualcosa di grosso. Per noi è grossissimo, anzi per noi devo dire che forse qualcosa in più di un campionato mondiale, perché ci siamo messi per scherzo, come diceva anche il nostro vicepresidente Paolo Poddighe, e in fin dei conti l'abbiamo fatto partire. Ora, i risultati sembra che tutte le nazioni sino adesso siano contente di questo avvenimento sportivo. Credo che sia un grande successo comunque per la città, perché insomma 30 paesi che si rincontrano tutte insieme per disputare un campionato europeo in una città come quella di Sassari, insomma credo che sia comunque e sicuramente una grande cosa. Però caro Bruno, io volevo anche per i nostri telespettatori insomma conoscere meglio poi che cos'è questo sport, come funziona, tiro con l'arco. Voi immaginate che io tanto credo che questo sia uno degli sport più antichi, ci sono tre tipi di tiro con l'arco, c'è il tiro con l'arco nudo, che è quello tipo Robin Hood, tanto per capirci. Per capirci sì. Ecco, tanto per capirci. Quello, diciamo che il tiro con l'arco sì, è vero, è un'attività che si inizia dagli anni della pietra, come arma da caccia, poi tramutata in sport. Ma è anche vero che si può iniziare dai ragazzi di 8 anni sino ai 70 anni. Ma di questo ne parliamo, intanto voglio capire un po' come funzionano. Quindi c'è l'arco con quello nudo. Ci sono tre tipi, dai. Abbiamo l'arco nudo che è formato soltanto da un riser, dei flettenti e una corda. E questo è il cosiddetto arco nudo perché non ha vestizione. Poi abbiamo l'arco tipo Robin Hood. Poi c'è l'arco quello olimpionico, quello che si usano alle Olimpiadi. Ricurvo, che ha il mirino, stabilizzazioni che qua anche alle spalle, magari con la ripresa riuscite a riprendere. Certo. E infine c'è il compound, che è una macchina, con l'arco, perché ha delle pulegge, diciamo. Che è anche quello più difficile, anche più sofisticato. Ma più difficile no, diciamo che gli archi sono tutti difficili, perché è sempre un'attrezzatura che devi adattare, riuscire a fare attrezzo e corpo umano un'unica persona. Noi ti ringraziamo, intanto ringraziamo Paolo Poddighe e te presidente, perché comunque andiamo a scoprire poi uno sport che è tra gli sport chiaramente minori, però uno sport che insomma per portarlo avanti ci vuole anche insomma prestanza fisica, per cui bisogna allenarsi in una certa maniera. Siamo quasi in chiusura di questa prima parte, poi ci sarà la pubblicità, ma io voglio dire che insomma qua a Sassari siete 65 atleti, che in tutta la Sardegna quasi 300 e che comunque 560 in tutta la Sardegna. 560 in tutta la Sardegna, però insomma Sassari, la Torres è comunque la più rappresentativa in Sardegna. Beh, diciamo che è una delle prime, poi all'avanguardia anche in Italia, perché ai campionati italiani partecipiamo sempre in buon numero. Tiro con l'arco ne riparliamo ancora fra pochissimo e chissà che magari grazie anche a questa trasmissione qualche altra persona così avrà voglia poi di incamminarsi in questo sport che devo dire è molto bello e molto simpatico. State con noi, a fra poco. Paolo Poddighe, intanto noi ti ringraziamo per averci ospitato qui con le nostre telecamere e credo che tu voglia presentarci anche un addetto stampa particolare, perché mi parlavi di lui come uno di quei personaggi che vi ha tanto aiutato insomma in occasione di questi europei del tiro con l'arco. Sì, chi cura tutta la parte stampa è Gabriele Sardu, un giovane che abbiamo avuto al CONI e che lo stiamo adottando per lanciarlo un po' nel mondo. Ma non ha sicuramente bisogno di presentazione, è conosciuto e anche bravo, dunque lui sta curando tutta la nostra parte di addetto stampa. Bene, a noi fa piacere perché comunque Gabriele ci siamo già incontrati anche in altre occasioni, in altri sport tra l'altro, e sono curioso di sapere insomma questo sport come lo vivi. Ma diciamo che è un'esperienza particolare, molto piacevole, perché in genere ci si occupa di sport considerati principali, cioè il calcio e il basket. Invece nel tiro con l'arco uno sport considerato ingiustamente di nicchia, invece offre opportunità di incontro, opportunità di scambio, e soprattutto per Sassari secondo me è una grossa opportunità, un'ottima vetrina internazionale. Io devo dire che tanto sta facendo questa città, gli sportivi di questa città e gli organizzatori, compreso naturalmente il CONI. Credo che questa sia
una grande manifestazione che porterà solo grandi e buone cose a questa città che diventa sempre più grande anche grazie insomma a queste organizzazioni. Ma io penso che infatti bisognerebbe cavalcare questo tipo di politica intesa come politica dello sport, dello spettacolo, delle iniziative, augurandoci anche che possa riprendere anche quell'altro grandissimo evento che era il Trofeo Sieni, che purtroppo la città ha perduto, ma speriamo possa recuperare anche quest'anno. Non perdete l'occasione di conoscere meglio questo sport e anche di sapere quali saranno, chissà, i prossimi record, oggi 2, domani ma. Grazie a tutti, ciao!